Allora, mo vi dovete spiegare da tifoso neutrale, perché io tifo Napoli e lo sapete, perché se no non mi chiamavo Neapolis 1926, se no mi chiamavo nero azzurro, bianco nero e poi la data di nascita della squadra. Allora, come fai a non esaltarti per la partita che c'è stata ieri fra Juventus e Inter? Voglio da amante del calcio. Poi lasciate stare gli errori individuali di Sommer, di Gregorio, perché sulla coscienza i gol ce li hanno. E credetemi, ce ne hanno parecchio sulla coscienza. Però abbiate un attimo di pazienza. Tu vedi una partita del genere, un 4-3 così spettacolare, che io una partita così bella e avvincente l'abbiamo avuta l'anno scorso proprio in Inter Juventus 4-4. Quest'anno addirittura hanno fatto pure meglio, perché il 4-3 finale è qualcosa di inaspettato, perché naturalmente io ve l'ho detto, secondo me finisce pareggio, poi Azic trova quel gol complice, Sommer lo possiamo dire, e secondo me non c'è nessun fallo di Thuram, ragazzi. Bonni, non puoi perdere una palla del genere a quel minuto, al 91esimo, e se noi andiamo a vedere l'azione, la grada angolare di quell'azione, c'erano altri 3 giocatori liberi della Juventus. Azic fa la cosa più difficile, ovvero provare il tiro, gli riesce, parte bene il tiro. Sommer, ragazzi, è colpevole, lo possiamo dire tranquillamente, ma questo non toglie ad Azic la gioia del primo gol in Serie A o aiù, questo lo possiamo dire tranquillamente. Ripeto, è stata una partita bellissima. Da tifoso neutrale mi sono proprio divertito. Ma uno dice Neapolis, però come fai a parlare bene della Juventus? Come fai? Ma io, a me mi piace il calcio, è diverso. Uscite dall'ottica, perché tu tifi questo, quindi devi. No, non me ne fotte proprio, io amo il calcio e spero giovedì di godere in una partita bellissima del Napoli contro il City. O se no, se il City dimostrerà che, senza dimostrerà, di essere nettamente più forte, io verrò qui giovedì sera e dirò ci hanno massacrati, ma mi sono divertito ugualmente a vedere il City giocare. Può darsi che non succede, può darsi che la Napoli gioca meglio lo City e vinci, ma cioè, proprio fa capire, io me lo auguro, ma è difficilissimo. Però, ecco qua, signori, un primo tempo bello, scoppiettante, tanta roba, un secondo tempo ancora tanta roba. È stata, ve l'ho detto, è stata una partita spettacolare, forse la partita dell'anno. Diciamo, siamo alla terza, è vero. Forse una cosa la vorrei dire su Kivu, perché già sento, io già ve lo dissi, ma io siamo alla terza di campionato. Se ha più da perdere la Juventus e non l'Inter, però visto il risultato 4-3, in questo caso Kivu arriva alla seconda sconfitta consecutiva e se non erro ci sarà Ajax-Inter, attenzione, perché Ajax è una brutta bestia, quindi attenzione. Sento già i nomi di Mourinho. Allora, il tempo all'Inter non lo puoi avere, questo è vero, ragazzi, lo possiamo dire tranquillamente. Il tempo l'Inter non te lo può concedere, perché l'Inter deve vincere per una questione economica, per una questione di immagine. Io reputo la scelta di Kivu, io ve lo dissi, Kivu difficilmente farà quello che ha fatto Inzaghi, imprimere il suo gioco, però l'Inter ieri ha giocato benissimo, a parte quei 10 minuti, 5 minuti, 6 minuti di blackout che ci ha avuto nei minuti finali, l'Inter ha giocato bene, come ha giocato bene la Juventus. Vabbè, perché pure la Juventus sulle ripartenze ha giocato veramente bene. Tudor l'ha impostata così, Vlahovic titolare, quando io vi dicevo Vlahovic secondo me sarà il titolare di questa squadra, a forza di cose, perché secondo me è molto più forte di Jonathan David, e Tudor mi ha dato la dimostrazione, anche se ieri non è stato preso in causa praticamente mai, perché se andiamo a vedere i gol praticamente sono quasi tutti della Juve, sono quasi tutti da fuori aria, a parte il gol di Kelly, bello il gol di Kelly, questo tengo a precisarlo, piazzone, piatto al volo o di controbalzo, comunque fa veramente un grandissimo gol. C'è la Noglu che ti fa la doppietta, il primo complice di Gregorio che fa una papera, lì basta che stavi alto, ti inginocchiavi e la prendevi. Hai voluto fare la culla, anzi hai fatto la culla buttandoti in terra e hai chiappato gol. Di Gregorio non è nuova, queste
papere, diciamo così. Sommer i tiri da fuori, ragazzi, Sommer non gli appuna, cioè è brutto da dire, Yildiz parte bene il tiro, ma non puoi farti piegare la mano, parti in ritardo, ti fai piegare la mano. Stessa cosa vale sul gol di Aziz, che come gesti tecnici sono bellissimi, perché il gol di Yildiz è bello, il gol di Aziz è bello, ma c'è una buona complicità da parte del portiere dell'Inter. E ve lo dico, vi ripeto, nulla da togliere ai gesti tecnici di questi due giovani ragazzi, perché Azic 19 anni se non sbaglio, mo Yildiz non mi ricordo quando ne tiene, 20 lui quando ne tiene, forse anche meno Yildiz, però ecco, ora naturalmente i juventini sono galvanizzati e c'hanno ragione, però hanno ragione, perché tu dici stavamo perdendo 3-2, l'hai ribaltata, hai vinto 4-3, è normale che lo juventino mo si sente galvanizzato, ed è giusto così, sei a punteggio pieno, è una squadra che segna, perché segna, concedi dietro, hai concesso per la prima volta in stagione 3 gol. Vi ripeto, però ieri è stata una partita spettacolare, sti gran cazzi, io ieri mi sono divertito veramente, ma veramente divertito, perché vedevi due squadre che fino alla fine ci hanno creduto. Mo passiamo un attimo al tasto dolente della partita, i fratelli Thuram. Allora, qui come la metti nome? Allora, io vi dico la mia, poi sta a voi decidere se la pensate come me oppure me lo scrivete qui sotto. Sul gol di Thuram, sul gol di Azic, scusatemi, che io ripeto non c'è assolutamente fallo, ragazzi, perché Bonni non ti puoi far scippare un pallone del genere, non c'è il tocca prima il pallone, ragazzi, poi non lo tocca sul viso, è un movimento lievissimo, ragazzi, lì c'è da prendere Bonni e da prendere a calci nel culo da qui fino alla fine della stagione, perché quella è un'ingenuità di Bonni, o qualcuno non gli ha chiamato l'uomo, però lì non puoi perdere palla. Vabbè. C'è questa scena che Thuram non esulta, forse per rispetto del fratello, forse anche per rispetto del padre in tribuna, però ragazzi, Thuram ieri è stato il migliore in campo dell'Inter, a parte Çalhanoğlu che ha doppietta, ma Thuram ieri, ragazzi, è stato uno dei migliori in campo. Lautaro Martinez non si è visto, mo se quello al 91esimo e parlava con il fratello, si è messo la maglietta davanti e naturalmente rideva perché ha detto tu hai fatto fallo, mo te lo annullano. Sono fratelli, ragazzi, ma secondo voi secondo me piglia a malo parole? Cioè, ecco, usate anche un po' la testa, ragazzi, perché io sto vedendo Caroselli contro Thuram, cioè ragazzi, in questo momento all'Inter manca Lautaro Martinez, non Thuram. Tutto si può dire, ma non criticare Thuram. Abbiate un attimo di pazienza, Thuram non lo potete criticare. Poi io vi ripeto, io la penso così, poi naturalmente tifo Napoli, non tifo Inter, naturalmente se vedi un giocatore che poi pigli il gol, lì si alza la maglietta, parla con il fratello, si mette a ridere di qua e di là, un po' dice con visto che cazzo sta facendo, già gli ha detto il 5 quando era con il Torino, ma non mi ricordo, ed è successo anche questo. Però ecco, io voglio ringraziare Juventus e Inter per lo spettacolo che mi hanno fatto vivere ieri sera al lavoro, perché mi ho vista a fatica, ma me la sono vista tutta la partita. È stata veramente una partita bella, e spero che ce ne siano altre di queste partite in Serie A, spero e me lo auguro, partite così belle, avvincenti. Così dovrebbe essere il calcio, non che fai un gol e poi ti chiudi la rete 1-0, massimo 2-0 ed è finita lì, no. Bisogna provarci fino alla fine, la Juventus ne è stata la dimostrazione. Detto questo, iscriviti al canale, sempre comunque Forza Napoli. Ciao.